ANAS questa mattina aveva diramato un comunicato per avvisare della chiusura temporanea al traffico della statale 309 Romea in entrambe le direzioni a causa di un incidente all'altezza di Rosolina nel Rodigino. Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e una vettura rimasta schiacciata tra i due, il conducente della quale è stato trasportato all'ospedale Nelli Soccorso. Sul posto erano intervenuti ANAS e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La strada era chiusa dell'incidente, lo sapevano praticamente tutti coloro che stavano viaggiando sulla Romea, informati dalla pagina Facebook e Telegram del gruppo Tutta la Romea, dalle radio in FM dedicate e dagli obsoleti e pur sempre magistralmente efficienti CB, Citizen Band, senza contare i gruppi sul traffico a cui gli stessi camionisti abituati ad affrontare questi frangenti sono iscritti. Eppure, nonostante tutti gli avvisi ai camionisti, la teoria di auto articolati che continuava a snocciolare chilometri avvicinandosi al luogo dell'incidente era senza fine. L'incidente era accaduto alle 8 di questa mattina, la gravità dello stesso era stata dimostrata dal sopraggiungere dell'elisoccorso e il solo pensiero che era coinvolta una betoniera, un auto articolato, oltre che l'auto, avrebbe dovuto far intuire la necessità di tempo per ripristinare la situazione alla normalità. Alle 11:30 nessun auto articolato sopraggiungeva in direzione Venezia, ma in direzione Ravenna erano uno dietro l'altro in processione. Forse qualche cartello a messaggio variabile lungo la Romea ad avvisare di situazioni avverse come questa potrebbe contribuire a far deviare qualche conducente in strade diverse in modo da intasare meno il traffico nel punto nevralgico. Quali strade? Le tempistiche avrebbero permesso a qualcuno di dirottare verso l'autostrada, altre strade purtroppo non ci sono. A buon punto i lavori predisposti dalla Regione Veneto per la realizzazione a tutela del litorale di Isola Verde di 4 barriere disposte parallelamente al litorale stesso, questo per ripristinarlo e ridurre la situazione compromessa dagli eventi meteomarini accaduti nel novembre del 2019. Sono state realizzate le barriere come da cronoprogramma, quelle non ancora presenti saranno messe in opera l'anno venturo. Si spera con questo intervento di non essere costretti a stretta frequenza ad effettuare interventi di ripascimento. Stamattina abbiamo potuto vedere l'azione delle dighe complete in caso di bora, ma ricordiamo che le onde che producono i danni maggiori sono quelle accompagnate dallo scirocco che si abbatte sulla costa con maggior violenza. L'ultimo ripascimento ha dato beneficio forse per un paio di giorni prima che sabbia versata a integrare quella mancante fosse portata via anch'essa, a dimostrazione di quanto effimeri, seppur essenziali a beneficio del centro abitato, siano tali interventi. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Erano i primi giorni di dicembre dello scorso anno quando un auto articolato è uscito di strada percorrendo il tratto che va in direzione di Calino, in autonomia, subito sopraggiunti all'epoca i vigili del fuoco per mettere il tutto in sicurezza. In breve tempo era stato rimosso il mezzo, ma era rimasto a ricordo il carico.
tolto finalmente in questi giorni. Si è trattato del terzo mezzo che si è ribaltato in autonomia sullo stesso punto. Precedentemente era accaduto a un bus di linea e a un altro mezzo pesante. Il tratto è quello interessato da una doppia curva poco dopo lo svincolo e secondo la ricostruzione l'autoarticolato si sarebbe spostato sulla destra per il sopraggiungere di un altro veicolo, perdendo l'appoggio. Il terrapieno su cui è appoggiata la carreggiata non è rinforzato da sassi ed è cedevole soprattutto sul ciglio. Al tempo eravamo stati informati che questo tratto di strada, da quando era stata realizzata circa una cinquantina d'anni fa, non aveva mai subito un intervento di manutenzione importante. Oltre ad aver rimosso il carico e le parti dell'autotreno che erano rimaste, ora tenendo conto che questo tratto di strada è frequentato da un sempre maggior numero di mezzi pesanti che si dirigono alle numerose aziende agricole, si è ravvisata la necessità di dare rinforzo al ciglio, adeguandolo quindi alle attuali esigenze. I lavori sono in corso e la viabilità in questo momento è a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico. L'area di degrado che si trova a Isola Verde, che a suo tempo venne adoperata come campo di tiro per i militari in inverno e area balneare sempre per i militari e le loro famiglie durante l'estate, sembra che avrà vita ancora a breve. Ci è stato riferito questa mattina che chi di dovere si sia recato dai concessionari balneari per rassicurarli sulla riqualificazione dell'area a breve termine. Qui non si parla di fare tante cose, ma almeno togliere lo sporco e il degrado e soprattutto di mettere in sicurezza la piscina lasciata alla mercé dei passanti col rischio che qualcuno ci caschi dentro facendosi veramente male. Ma da mettere in sicurezza ci sono anche le attrezzature per la telonatura del parcheggio, arrugginite, alcune delle quali già cadute, altre in procinto di farlo, e ci sono le strutture vere e proprie dove i vetri rotti sugli accessi costituiscono un vero pericolo, come da mettere in sicurezza il container usato a suo tempo come biglietteria, dal quale si è staccata addirittura una parete. Da quando siamo andati a vedere la situazione, l'ultima volta qualcuno è entrato e ha chiuso l'accesso anteriore al parcheggio, sistemando una delle barche incustodite presenti in modo che scorresse via l'acqua piovana che si era depositata. Speriamo quindi che gli uffici che hanno dato parola che la situazione a breve sarebbe stata sistemata lo facciano. C'è chi sostiene che basterebbe radere intanto tutto al suolo e fare parcheggi, tanto per togliere dal panorama l'obbrobrio che c'è ora. Siamo a ridosso della stagione turistica, a Pasqua arrivano i primi turisti e sono molti coloro che possiedono, prendono in affitto appartamenti a Isola Verde. Alcuni di questi si affacciano su quest'area nel degrado. Lasciamo a loro un bel ricordo di Isola Verde, una perla che forse non valorizziamo come merita. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, super offerta su feltro, pannolence, gomma Eva, 3x2. E sconti su tutti i nastri a metro. Passa la Pegaso. Allarme processionaria. Oltre ai nidi ancora ben ancorati sui pini, si cominciano a vedere i primi esemplari in processione sui marciapiedi. L'insetto famelico si nutre degli aghi di pino, lasciando i rami dei pini spogli, ma è estremamente pericoloso per i bambini e gli animali, soprattutto i cani. È ricoperto di peli urticanti che rilasciano una sostanza tossica pericolosa ma mortale in caso di allergia per l'uomo o per gli animali di piccola taglia. I peli, se sono persi dall'animale, possono essere trasportati facilmente nell'aria ed essere inalati. Bisogna stare quindi attenti per evitare il contatto e l'inalazione. Si possono uccidere i bruchi con pesticidi da spruzzare direttamente sull'insetto che una volta ucciso può essere bruciato, ricordando però che i peli, anche bruciati, possono essere dannosi. Non calpestare gli insetti, i peli urticanti possono attaccarsi alle scarpe ed essere rilasciati in casa e qui bambini e animali di casa possono venirne a contatto.
Al contatto con i peli possono comparire reazioni cutanee come eritemi associati a dolore, prurito e rossore, ma che potrebbe avere manifestazioni più importanti. Se raggiungono gli occhi possono insorgere infiammazioni. I cani, che possono correre un elevato rischio di ingestione e di inalazione essendo abituati ad annusare tutto ciò che trovano nel suolo, possono essere soggetti a un'importante infiammazione che si manifesta con un'improvvisa abbondante salivazione e con un rigonfiamento della lingua che può portare al soffocamento. Serve quindi l'immediato intervento del veterinario. Se volete contribuire a eliminare questo bruco che può rivelarsi pericoloso, se avvistate nidi o bruchi, avvisate l'ufficio del verde del comune di Chioggia. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Oggi Assemblea INPS, 5 aprile, siamo qui a Venezia, sede regionale INPS. In tutto il Veneto alla stessa ora abbiamo tenuto le assemblee. Giusto per darvi dei numeri, temevamo tutti la partecipazione un po' scarsa. In presenza eravamo più di 70 persone qui nella sede regionale. In tutto il Veneto abbiamo avuto più di 150 presenze, c'è stato un dibattito molto attivo e partecipato, per cui possiamo dire che oggi è andata bene, la mobilitazione inizia. Giovedì prossimo, il 13 aprile, saremo già dal prefetto, abbiamo già fatto la richiesta. Abbiamo chiesto anche incontri con i comitati provinciali dell'INPS, anche perché qui bisogna fare chiarezza e capire i criteri, come sono stati assegnati, come verrà assegnato il personale che è in entrata. Sono dei dati allarmanti, perché se a Venezia, nella città metropolitana, con le 4 agenzie, tra cui una complessa come quella di San Donato di Piave, che è in gravissima carenza di personale, abbiamo in entrata solo 28 persone, che non sappiamo ancora se tutte e 28 accetteranno, vuol dire che siamo già in allarme rosso, vuol dire che degli sportelli chiuderanno, perché abbiamo in uscita più del doppio delle persone, tra pensionamenti, mobilità e anche trasferimenti. Ecco, io penso che da oggi inizia una nuova stagione per l'INPS di mobilitazione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.